100 chilometri, 3 province e 4 giorni di cammino a piedi per avere un colloquio con Nello Musumeci. È la manifestazione che un gruppo di comitati e organizzazioni civiche di Sciacca, con in testa il sindaco della cittadina termale Francesca Valenti e il parlamentare regionale PD Michele Catanzaro, ha organizzato per chiedere al presidente della regione un maggiore impegno sulla questione delle terme di Sciacca. Gli stabilimenti termali della città agrigentina sono chiusi dal 2015, con diversi tentativi di attirare investimenti mai andati a buon fine. Alla fine della manifestazione Valenti ha consegnato un bonsai d'ulivo destinato al presidente Musumeci, che in quel momento non era in ufficio, invitandolo a Sciacca per confrontarsi con la popolazione. Siamo qua per cercare una soluzione, per condividere e trovare una soluzione per le nostre terme. Non è una protesta e non siamo qua contro qualcuno. L'unico obiettivo è quello di recuperare le nostre terme e basta.